Dobbiamo dare invece notizia di alcuni furti che si sono verificati tra Pordenone e Dazzano Decimo. Il bottino ammonta ad alcune migliaia di euro. A Pordenone si parla ad esempio di 5.000 euro che sono stati trafugati da un paio di abitazioni nella nella giornata di sabato tra le 13 e le 17, in particolare in un'abitazione di via Cappuccini in via Montereale. Ieri invece i carabinieri di Dazzano Decimo sono intervenuti in sopralluogo ad Dazzano Decimo, in particolare Cesena, Palù e Corva, dove tra le 17 e le 19 erano state insomma depredate 2 abitazioni. Parliamo anche invece di un furto che si è verificato in via Castelfranco Veneto, sul posto la volante della polizia. Il danno è ancora da quantificare, comunque dall'abitazione stessa sono stati asportati nella serata di ieri alcuni oggetti preziosi. Insomma, la volpe perde il pelo e non il vizio, no? Raffaele e Padrone, cambiano i tempi, purtroppo le persone sono sempre le stesse, i furti purtroppo sì, ci sono sempre di più, soprattutto a maggior ragione avvicinandosi alle festività natalizie. Ben ritrovati. Ma lei l'ha detto in questa premessa, soprattutto nelle giornate che precedono le festività, quando le persone sono fuori di casa. Questo è uno dei punti chiave della tipologia del furto. È chiaro che le persone sono fuori di casa o per festeggiare, ma anche per i semplici acquisti, e ultimamente veramente la provincia di Pordenone, quindi non parlo solo della città di Pordenone, ma parlo della provincia, è sotto scacco. Queste persone stanno approfittando, anche perché quando sappiamo che sono le 4:30, 16:30, il buio arriva sulla città e quindi sono facilitate queste cose. Però infatti tutti sono stati commessi tra le 13 e le 17, le 17 e le 19, addirittura ecco, poi fino alle 22, quando proprio le persone erano fuori casa. Ecco, sono contento di non sbagliare. Non più durante orari. la notte, no? Che magari qualcuno poi, non più durante la notte o no, qua parliamo sì, dei classici furti a danno sicuramente causati da persone straniere che abituate a questa tipologia di reato. Una volta avevamo un po' più di zingari, se ancora si può dire zingari, perché non si può più vedere. Infatti lo stavo per dire. Sì, no, nomadi e soprattutto minori, perché imputabili non lo erano, e quindi persone di un'età così giovane che poi venivano gli avvocati a riprendersi i bambini nei nostri uffici perché i genitori non arrivavano. Quindi abbiamo questo grave fatto. Io l'ho detto l'altra volta, attenzione, perché questi sono periodi dove le persone escono più facilmente di casa. No, non abbiamo, grazie a Dio, non abbiamo i furti nelle ville come succedeva qualche anno fa, e quindi anche l'intrusione di queste persone all'interno dell'abitazione, che è una tipologia, comunque guardate, è una tipologia di persone diverse. Poi, come già dicevamo, la gente adesso ha anche magari un po' più di disponibilità, i fortunati certo, comunque tirano lo stipendio. Certo, quelli che possono. A Fontana Fredda una signora aveva 1.200 euro all'interno della borsa, sì, allora io capisco tutto, però insomma è un po' da attenzione, abbiamo detto anche questo, abbiamo detto soprattutto che le persone meno giovani devono farsi accompagnare dai figli, dai propri cari, anche nel ritiro delle pensioni. Queste sono giornate dove arriva magari il soldo della 13ª, dove arriva ancora la disponibilità per chi ha un lavoro, e quindi bisogna accompagnare i propri cari anche davanti agli uffici postali, perché noi abbiamo avuto il personale della volante che sta veramente lavorando sodo, veramente, guardate, grosse, belle operazioni, che il grosso non vuol dire la quantità enorme, per dire, di droga, ma costante. Ogni giorno riusciamo a prendere il truffatore, l'altro giorno chi vestito da impiegato del gas, chi l'altro giorno il truffatore classico che vede la persona davanti all'ufficio postale che va a ritirare i soldi. Ecco, l'attenzione della squadra volante in questi giorni e delle attività investigative sono chiaramente raddoppiate. Abbiamo avuto segnalazioni positive anche dagli steward di Pordenone, quindi
ben venga, ripeto, quella fascia di divisa, io la chiamo così, che comunque collabora con le forze dell'ordine. Altre cose, il servizio sarà ripristinato anche nel 2019, certo. Parleremo anche poi col sindaco. Ecco, questo lei mi dice questa cosa, è un'attività di collaborazione, non solo per quanto riguarda l'attività giudiziaria, ma soprattutto per l'occhio, perché io non credo molto alle telecamere, certo. Io non credo molto alle telecamere, credo molto all'occhio umano, ecco perché dico che serve più polizia per la strada. Grazie a Dio anche a me personalmente il capo della polizia, prefetto Manganelli, ha assicurato che una quota di persone, un'aliquota direi di persone giungerà a fine febbraio quando finirà il corso. Però diciamo, l'occhio umano, perdonatemi, vale molto di più della telecamera. È vero che grazie alle telecamere qualche delinquente l'abbiamo anche acciuffato poi in seguito, ma è sicuramente l'operatività di chi sta in strada, che l'attenzione di chi e la professionalità di chi sta in strada non viene a paragone con nessuna telecamera. Quindi ripetiamo, in questo periodo molto di più, attenzione alle truffe, attenzione a questi soggetti che girano e attenzione chiaramente negli orari un po' particolari. Non sono sicuramente i ragazzini che vengono negli appartamenti, perché sappiate che una razza di queste persone non gira, è vero, prima c'erano le ragazzine nomadi che entravano negli appartamenti, non entrano negli appartamenti negli orari bui, perché per loro, la loro cultura, ecco. Quindi ne discuteremo in un'altra occasione, ma le zingarelle non ci sono negli orari notturni, quindi sono personaggi ancora più pericolosi, è questo che dobbiamo stare attenti, mai avere a che fare con questa gente, potrebbero diventare pericolosi. Volevo fare, penso, gli auguri ai telespettatori, io ovvio non so come ci saranno in questi giorni, se avremo l'opportunità di vederci, ma se non ci vediamo per i giorni sotto Natale, perché un po' le trasmissioni sicuramente avranno orari e programmi diversi, auguro veramente innanzitutto a tutto il personale, uomini e donne della Polizia di Stato. Siamo in diretta il 24 che è la vigilia, salvo che insomma i miei collaboratori mi dicono se volete passo, se volete passo volentieri, però li faccio pure oggi. Passo volentieri, no, porta male, sa direttore. Adesso che vi ha detto così non le faccio più. Non importa. Io no, sempre a chi mi ascolta dall'altra parte faccio gli auguri, tanta gente mi ferma per la strada, mi dice, mi chiede consigli e questo fa piacere, vuol dire che la trasmissione e il TG suo è ascoltato. Allora ci vediamo dai, il 24 passo a fare gli auguri. Piacere. Io ringrazio il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Grazie ancora. Grazie ancora, buona serata a voi. Compagnia. E come ogni anno il Sole 24 Ore dà insomma delle percentuali, dei numeri, dà insomma un po' la percentuale, soprattutto la scaletta delle città maggiormente vivibili in Italia. Qualità della vita, le città del nord-est sono sempre in testa e Pordenone addirittura è salita all'8° posto.